nostri amici partner, perché sono loro che andiamo a ringraziare in ogni serata, che è Rocchetta. Miss Italia beve tutti i giorni l'acqua olico minerale Rocchetta perché è leggera, stimola la diuresi e aiuta a eliminare scorie e liquidi in eccesso, così ogni giorno Miss Italia si senta più bella. Rocchetta, acqua della salute, e dà sempre l'acqua di Miss Italia e della bellezza. Miluna Gioielli, Miluna è il regalo prezioso, la ragazza che vince Miss Italia si aggiudica questa bellissima corona, quindi è la corona più ambita da tutte le ragazze. Miluna è il regalo prezioso, è il gioiello perfetto per le ricorrenze e momenti speciali. Miluna corona sentimenti di affetto, sogni di bellezza come quello di diventare Miss Italia e indossare un giorno come una regina la preziosa corona di brillanti. Interflora, tutti quanti conosciamo quelli che sono i servizi importanti di Interflora, quindi l'opportunità di inviare un omaggio floreale importante da sempre sinonimo di bellezza e legato alla finatezza. Interflora da oltre 100 anni è leader assoluto nella consegna di fiori e piante in tutto il mondo. Ovviamente io di queste aziende vi invito ad andare a vedere i loro siti internet, così trovate maggiori informazioni. B-Match, hair stylist ufficiale di Miss Italia, nato dall'unione di realtà presenti sul mercato da oltre 10 anni, con servizi e prodotti per parrucchieri, centri estetici e spa. B-Match è la novità nel settore della bellezza e del benessere. La mission di B-Match è diffondere la cultura del benessere insito in ciascuno di noi. Si sposa alla perfezione con l'ideale di bellezza di Miss Italia, una bellezza autentica, semplice e naturale. Facciamo un applauso per i nostri amici partner, grazie. Vedo i giurati che sono pronti a salire sul palco. Prego. Siete pronte ragazze? Voi siete pronti? Ma dai, siete appena arrivati. Concorrente numero 1, prego. Presentati. Buonasera di nuovo, sono Beatrice, 22 anni, studio farmacia e sono di Vicenza. Molto bene. Prontissima la concorrente numero 2 che andiamo a conoscere. Buonasera a tutti, sono Gloria, ho 21 anni, vengo da Vittorio Veneto e nella vita faccio l'operaia. Molto bene, numero 2. Buonasera a tutti, sono Seoni Fernando, ho 20 anni, vengo da Villanova di Campo San Piero e nella vita faccio l'estetista. Molto bene. Con la prossima che è la concorrente numero 4. Buonasera a te. Buonasera a tutti, sono Dana Busato, 23 anni, sono di Sminea, provincia di Venezia, nella vita sono una studentessa universitaria di servizio sociale. Molto bene, numero 4. Andiamo con la prossima, che è la concorrente numero 5. Io cito molte volte il numero perché è l'unico modo che ha la giuria per riconoscere le nostre concorrenti. Buonasera numero 5. Buonasera a tutti, sono Andrea, ho 24 anni, vengo da Arezzo e nella vita faccio l'impiegata e nel tempo libero mi diletto a cucinare torte. Molto bene, numero 5, prego.
Siamo pronti con la numero 6. Buonasera, sono Anna, nella vita sono professoressa di pianoforte, ho 24 anni. Dove sei? Pordenone. Pordenone, prego. Siamo pronti per accogliere con un applauso anche la numero 7 che ci raggiunge al centro del palco e ovviamente si presenta. Vai. Buonasera, sono Martina, ho 19 anni, vengo da Pederobba e sono una grafica. Vai, numero 7. Vedo prontissima nella rampa di lancio la numero 8. Prego. Buonasera numero 8. Ciao a tutti, sono Sara, ho 22 anni, sono qui davanti. Sono di Calzona e nella vita lavoro in una televisione locale come presentatrice. Molto bene. Numero 8. Andiamo con la concorrente numero 9. Ed ora la conosciamo. Numero 9, vai. Buonasera, sono Sara, ho 17 anni, vengo da Crocetta del Montelle, in provincia di Treviso, e studio all'alberghiero di Castelfranco Veneto. Molto bene, concorrente numero 9. Ed è la volta della concorrente numero 10. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Irene, vengo da Sampione, ho 20 anni, sono studente universitaria e La studi? incognitaria. Molto bene, vai! Andiamo con la prossima che è la concorrente numero 11. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti, mi chiamo Giulia, 17 anni, vengo da Venezia e ho appena finito gli studi come letto alle vendite. Perfetto, vai! È ovviamente la concorrente numero, non state attenti, 12. Ciao. Diana, ho 29 anni, vengo da Piave di Sacco, in provincia di Taranto. Nella vita sono una parrucchiera. Molto bene, vai numero 12. Tutto bene, andiamo con la
Chiamate ovviamente la concorrente numero 13. Buonasera a tutti, mi chiamo Erika, ho 20 anni e faccio la commessa nella vita. Vengo da Treviso. Vai, vai. E ovviamente è il momento del numero 14. Ciao, buonasera. Qui sono Deborah, ho 20 anni e vengo da Giuliano. Molto bene, vai, numero 14. Eccola! Sta arrivando la concorrente numero 15, andiamo a conoscerla, buonasera. Buonasera a tutti, sono Marica, ho 22 anni, vengo da Vibrano in provincia di Venezia e attualmente lavoro in una famiglia di Venezia. Molto bene, numero 15. Andiamo con la prossima che è la numero 16. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Vanessa, ho 19 anni, vengo da Paese e studio comunicazione e Fuster. Perfetto, numero 16, vai. La concorrente numero 17. Per dire questo bel gruppo di ragazze la concorrente numero 17. Buonasera, sono Beatrice, ho 18 anni, vivo a Trevono Cordino e studio al liceo linguistico. Hai detto tutto, numero 17, vai, 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 vai. Molto bene anche la numero 17. È bellissimo questa sera perché di solito le sfilate si è abituati ad avere il pubblico distante, seduto. E sera sembra di essere un concerto rock, sai, tutto il pubblico sotto. Le ragazze sono entusiaste, io le vedo, ovviamente ci vediamo in tante serate. Gli date una carica straordinaria, ma credo che sia proprio la vicinanza del pubblico. Finalmente una sfilata così. Io amo fare le cose col pubblico in piedi, so che il pubblico è un po' meno d'accordo, però c'è un calore e un clima completamente diverso, quindi grazie davvero per il supporto che ci state dando e fatevi l'applauso se lo volete, ci mancherebbe. E io questo applauso comunque lo farei, l'ho detto prima, all'amministrazione comunale di San Vendemiano, a tutti i volontari che stanno lavorando, a tutto lo staff che organizza questa bella manifestazione, perché vi posso garantire che è sempre molto complicato organizzare eventi di questo tipo, ma insomma sono molto bravi e tra l'altro ho avuto il piacere di essere anche ospite quest'inverno, fanno anche delle belle cose durante il periodo invernale, quindi complimenti davvero. Molto bene, siamo pronte le ragazze, le vedo prontissime, cariche, le intravedo laggiù dalla casetta di legno, sono già tutte in body. Paola Rizzotti mi ha fatto vai e quindi io so che posso andare. Allora, per non intralciare la vista della giuria, visto che adesso deve concentrarsi, le ragazze le presento io sto qui in questo angolino e così vado solo a presentarvi le ragazze, non le impallo come si dice in termine tecnico. Siete pronti giurati? Siete pronti amici del pubblico? Un po' di più che non lo sentiamo. Numero 1, Beatrice, vai! Beatrice, concorrente numero 1, 22 anni di Arzignano, provincia di Vicenza, concorrente numero 1.
Aspettiamo sempre qualche secondo, diamo il tempo ai giurati di vedere il voto. Gloria numero 2. Gloria a 21 anni, arriva da Vittorio Veneto, concorre con il numero 2. Andiamo alla prossima, al numero 3. Sammy, 20 anni di Villanova di Campo San Piero. Andiamo alla prossima, prego, Dana, concorrente numero 4, 23 anni di Spinea. Numero 5, Andrea, 24 anni di Oderzo. Numero 6 è Anna, ha 24 anni, arriva da Pordenone. Vieni Martina, concorrente numero 7, 19 anni di Pedelotta, provincia di Treviso, concorrente numero 7. Numero 8, bello avere la giuria qua vicino. Danno il via. Numero 8, Sara, 21 anni, di Cassola di Bassano del Grappa, quindi la provincia di Vicenza. Andiamo con la prossima che è la numero 9. Prego Sara, concorrente numero 9. Sara ha 17 anni, arriva da Crocetta del Montello, la provincia di Treviso, quindi anche lei. Concorrente numero 9, Sara. Che il titolo assegnato stasera sarà ovviamente Miss San Vendemiano, ma le prime 6 accederanno alle finali regionali in Veneto di Miss Italia, ma siamo pronti con Irene, la numero 10. Lei, Irene, concorre con il numero 10 a 20 anni, arriva da San Piero di Sotto, provincia di Treviso.
non conoscono, ma la mia generazione abbiamo piccoli fan qui sotto, vi ricordate? Molto bene anche Irene. Vieni Giulia. Giulia concorre con il numero 11, 17 anni, di Venezia. Tanto che la giuria vota, io credo che le immagini di Mario e di Walter saranno tipo concerti di Vasco Rossi, hanno le mani davanti, la gente dirà, l'unica gente che c'era. Continuate, sono contenti gli operatori, sono felicissimi, bravo. Andiamo con la prossima, ci sei, il numero 12, Chiara. Chiara, 29 anni, arriva da Piove di Sacco. Numero 13, Erika. Prontissima Erika, concorrente numero 13, lei ha 20 anni, arriva da Treviso. Sempre qualche secondo. Con la prossima, la numero 14, Deborah. 20 anni di Zelarino, concorrente numero 14. Numero 15, prego, Marica. 22 anni di Vigo Novo. Andiamo con il numero 16, Fortesa, 19 anni di Paese, concorrente numero 16. Beatrice. Traidona Gordino, 18 anni. Beatrice concorre con il numero 17. Il tempo a Beatrice di rientrare in camerino, perché adesso li richiamiamo tutte fuori perché vogliono loro fare l'applauso a voi, e quindi eccole qui le 17 concorrenti in gara questa sera, e facciamo un bel applauso, noi lo facciamo a voi lo fate alle ragazze. Gloria, Selmi, Dana, Andrea, Anna, Martina, Sara, poi abbiamo un'altra Sara, Irene, Giulia, Chiara, e poi ancora Erika, Deborah, Marica, Fortesa e Beatrice. Queste sono le grandi protagoniste di questa selezione qui a San Ventimiglia questa sera. Ed è a 80 anni che succede questo, le grandi protagoniste di Miss Italia è il pubblico, e sono sempre queste belle ragazze. Poi io questa sera, noi le conosciamo in camerino, ovviamente c'è Paola Rizzotti, titolare agenzia modashow.it, patron di Miss Italia in Veneto, che così cerchiamo in qualche modo di scambiare quattro chiacchiere con loro, alcune di loro
partecipano a Miss Italia magari fanno già le modelle, le abbiamo conosciute perché sanno la grande visibilità e di conseguenza le opportunità anche professionali che Miss Italia può dare, lo dimostra il fatto delle tante Miss Italia, ma non solo quelle che vincono, l'importante è arrivare a Miss Italia, presentarsi al meglio a Miss Italia, poi le opportunità arrivano, quindi alcune hanno già esperienza, altre lo sappiamo per certo, è la prima volta che questa sera affrontavano un palco ed è per questo che chiedo un grande applauso a voi per loro perché sono state tutte bravissime, indistintamente, anche perché vi posso garantire che insomma quando si passano serate tribolate come queste non sono facili per nessuno. Noi siamo tribolate o che poi uno dice, sente l'audio, cosa è successo? Pioveva, uno ha anche scritto prima sulla pagina di Miss Italia Veneto, tempo orribile, sei stato a casa male, potete venire qua. Male, male ragazzo, male. Poi vi dico chi è, magari è qua stasera. Ragazze potete rientrare, grazie, ci vediamo dopo per le premiazioni. Bravo, bravo, mi hai esposto, brave davvero. C'è un bambino che mi chiede adesso non è mica finito, hai voglia. Intanto i giurati potete raccogliere le vostre schede e rientrare in camerino, grazie. Ma tant'è, ci vuole la premiazione e quindi tutte le ragazze sul palco, prego, un po' di musica per loro, grazie. Io come al solito lascio a Mario Bonesi, ai genitori, agli amici presenti video, foto e tutto il resto, anche se in questo momento le ragazze sono sempre un po' nella giusta tensione. Allora, come al solito ragazze, io chiamerò chi premia, la ragazza premiata farà un passo avanti, riceverà la fascia, ovviamente resta avanti. Chiamerei Enrico Dal Pos a premiare. Dal Pos, vicepresidente squadra RSP, che andrà a premiare la sesta classificata. Sesta classificata. La concorrente numero 15, Marica Menegazzo. Un passo avanti per Marica, è lei. Andiamo quindi a chiamare Stefano Bazzo, che è responsabile di Estate Sport qui a San Vendemiano, che andrà a premiare la quinta classificata. Andrà a premiare la quinta classificata, anche lei ammessa alle finali regionali Veneto di Miss Italia, la numero 11, Giulia Dotto. Andiamo con la prossima premiata, Loredana Fardin, titolare azienda di abbigliamento, grazie per essere qui con noi. Lei andrà a premiare la quarta classificata, che è la numero 14, Deborah Pattanello. Andiamo avanti, consigliere comunale Luca Sapposta. Buonasera Luca, dopo ritornare al centro anche lei. Lei va a premiare la terza classificata, anche lei insieme alle altre ammessa alle finali regionali Veneto di Miss Italia, la concorrente numero 3, stiamo fermando. E quindi andiamo con il consigliere, l'assessore Mirko Zago, premierà la seconda classificata. Mirko Zago andrà a premiare la seconda classificata, Miss, lo volevo ricordare, ecco,
ringraziamento Bimac che ha premiato la quarta classificata. Bimac che ha premiato la quarta classificata, grazie agli amici di Bimac. Seconda classificata Miss Rocchetta Bellezza e la concorrente numero 8 Sara Zarpellon. Quindi il presidente del consiglio comunale Andrea Valdemarca che andrà a premiare la prima classificata. Andrea, però prima di premiare mi piacerebbe che lei facesse un saluto a questi eroici amici del pubblico e anche queste straordinarie ragazze. A lei il microfono. Grazie, no, un ringraziamento va a voi che avete scelto ancora una volta San Vendemiano. Quindi grazie agli organizzatori, grazie a tutte queste splendide ragazze che sono qua con noi stasera e un altro applauso, grazie. Noi siamo alla seconda settimana di Estate Sport e ne abbiamo un'altra settimana, quindi la prossima settimana concluderemo e vorrei solamente con questo tempo abbiamo vissuto dei momenti strani stasera in cucina, quindi un grande applauso a tutti i ragazzi che sono di là che ci stanno guardando, grazie veramente. Al pubblico qua davanti e a tutta San Vendemiano che ancora una volta festeggia con noi e vi ripeto vi aspettiamo per un'altra settimana qua a San Vendemiano. Grazie ancora. Grazie a lei. Io chiamerei sul palco Paola Rizzotti con Corona. Dov'è Paola? Cioè, vieni Paola, vieni. È bardata di telefonini, borse, borselli, cronometri. Non sale mai su lei, la patrona di Miss Italia in Veneto. Anche lei distrutta questa sera perché questa serata ce la siamo inventata, però io voglio davvero una sfiorinata. Queste ragazze sono state straordinarie perché non è una cosa facile, i genitori, avete visto le provenienze, sono arrivate davvero da tutto il Veneto e questo ci fa molto piacere. Vuoi aggiungere qualcosa Paola? Volevo solo dire un grazie a chi ci ospita, ad Andrea Valdemarca ma a tutti i suoi collaboratori splendidi che ci accolgono sempre benissimo, ma io veramente l'ho detto anche prima in camerino, io penso che un gruppo di ragazze così non mi ricordo di averle mai avute, brave perché sono state veramente, sono tutte qui dalle 7 e mezza, una non mi ha chiesto cosa facciamo se piove, zero, quindi bravissime, tutte i miei veramente sentiti complimenti e ringraziamenti. Grazie Paola, bene, e a questo punto, ringraziando ovviamente tutte le ragazze che hanno partecipato questa sera, ovviamente dicendo che loro potranno ripartecipare nelle prossime selezioni e ce ne sono ancora, quindi per loro Miss Italia non finisce qui, anzi, ma voglio ricordare che con Marica sesta classificata, con Giulia quinta classificata, con la quarta classificata Deborah Bimac, con la terza classificata Seumi, con la seconda classificata Sara Miss Rocchetta Bellezza, la prima classificata che è Miss San Vendemiano e la concorrente numero 4 Dana Busato di Spinea, e lei è la vincitrice questa sera. Questo applauso lo facciamo per Beatrice, per Gloria, per Seumi, per Dana, per Andrea, per Anna, per Martina, per Sara ancora, Irene, Giulia, Chiara e poi ancora per Erika, Deborah, Marica, Fortesa e Beatrice. Queste sono state le grandi protagoniste di questa serata qui a San Vendemiano per questo titolo che consentirà alle prime 6 classificate di accedere direttamente alle finali regionali in Veneto di Miss Italia. Grazie, complimenti a voi che avete vinto e ovviamente a tutte voi che avete partecipato e ovviamente voi sarete invitati alle prossime selezioni. Grazie San Vendemiano, grazie ai tecnici perché anche loro hanno lavorato in condizioni un po' disagiate e facciamo entrare le altre, potete rientrare, voi invece state qui, le altre possono rientrare in camerino, prego, accomodatevi perché saranno giustamente stanchi. Un altro applauso per i tecnici, grazie perché veramente hanno lavorato al meglio in condizioni non proprio agevoli, però ce l'abbiamo fatta e grazie a voi perché siete stati straordinari a farci compagnia sfidando il maltempo e tutto il resto, voi siete stati con noi, siete in tanti, che bello, vi illuminano adesso e quindi grazie San Vendemiano, alla prossima, seguite sempre Miss Italia, le pagine Facebook, Instagram, Miss Italia Veneto, così siete aggiornati su tutto quello che succede. Ciao a tutti e grazie.